Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 8 settembre. A Isola Verde si inizierà a breve a completare le 4 barriere parallele al litorale necessarie contro l'erosione dello stesso dovuta alle mareggiate. Si tratta di un'ulteriore tranche del pacchetto di interventi di ripristino e di riduzione del rischio residuo compromesso a seguito degli interventi meteomarini avversi del novembre del 2019. L'area sarà quindi trasformata in un cantiere, deve essere posta in sicurezza, sarà necessario quindi disciplinare la navigazione nelle aree in cui avranno luogo le attività di cantiere per tutelare i lavoratori e chi transita navigando nei pressi. Le barriere che si andrà a realizzare saranno in parte soffolte e in parte emerse, disposte parallelamente al litorale. L'intervento dove è stato realizzato ha permesso che la mareggiata arrivasse frenata, provocando minori danni rispetto ai tratti dove l'intervento non è ancora stato completato. Si spera quindi che possa essere una soluzione, anche se i vecchi pescatori dicono che ogni piccola modifica fatta dall'uomo nelle aree costiere finisce con l'avere ripercussioni. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il crack di Oppo Veneto rischia di avere ripercussioni in molte aree venete, non solo a Chioggia, dove il consorzio detiene il 37% di Chioggia Ortomercato. Anche molti produttori orticoli del Trevigiano, soprattutto nelle filiere di radicchio ed asparago, stanno passando un brutto momento. Si parla di un buco di circa 20 milioni, rendono noto i 2 consiglieri regionali Ostanelli e Zanoni, che preoccupa tutto il mondo agricolo veneto, che teme ripercussioni. I 2 consiglieri ricordano che Oppo negli ultimi 15 anni ha goduto di importanti finanziamenti pubblici, sopravvenuti anche lo scorso anno quando si è cominciato a parlare di dissesto. I consiglieri di minoranza si chiedono come ciò sia stato possibile e chiedono con un'interrogazione congiunta in regione come la stessa voglia procedere a tutela delle risorse elargite al consorzio e come voglia procedere per controllare le altre società che dovessero richiedere fondi, in modo da scongiurare altri casi simili. Nel frattempo, chi non volendo si sta trovando coinvolto in questa fase critica avrebbe bisogno di capire come si sta delineando il proprio futuro. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. C'è stato inviato un articolo di Europa Today risalente ancora allo scorso maggio, non molto rassicurante per il settore della pesca, soprattutto per quella a strascico. È stato approvato anche in Italia il protocollo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che vieta qualsiasi forma di sussidio a chi cattura specie ittiche sovrasfruttate, il che significa il 78% delle specie ittiche presenti nel Mediterraneo. La modifica all'accordo precedente mira a combattere, tra le altre, anche lo sfruttamento eccessivo delle specie più a rischio, eliminando sussidi e agevolazioni fiscali, e ciò potrebbe significare la tassazione del carburante che ora per il settore della pesca è esente da accise. La recente crisi energetica, che ha visto soffrire il settore per l'aumento spropositato del carburante, ha visto intervenire sussidi e agevolazioni che in base alle nuove disposizioni non potranno più essere erogati a chi è dedito alla pesca di stock sovrasfruttati, praticamente quindi quasi tutte le specie presenti nel Mediterraneo. I pescatori, anche quelli di Chioggia, sono preoccupati anche per la mancanza di informazioni a riguardo. Lunedì la pesca riprende, ma il settore sembra vedere fosco all'orizzonte. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga.
Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Nell'ambito della Mostra del Cinema al Lido di Venezia, l'artista veneziano Giorgio Bortoli ha organizzato la sua annuale kermesse di premiazioni legate al mondo del cinema. Tra gli ospiti presenti quest'anno c'era anche il consigliere regionale Marco Dolfin, che ha condiviso un interessante evento durante la premiazione. Durante la cerimonia di premiazione, Giorgio Bortoli ha voluto omaggiare le Marie, le celebri figure di Venezia, attraverso una particolare rappresentanza artistica. Questa presentazione consisteva in sagome gialle decorate con disegni a forma di granchio blu accompagnate da pellicole stilizzate di film. Questo gesto dimostra come il tema della sostenibilità ambientale sia stato portato all'attenzione anche nell'ambito della Kermesse cinematografica di Venezia. Il consigliere Marco Dolfin ha sottolineato che questo tema era strettamente collegato alle iniziative svolte recentemente presso Palazzo Ferrofini, tra cui la presenza dei gondolieri subacquei. L'evento ha visto anche la partecipazione del cavaliere Luigino Rossi e di numerosi altri ospiti, inclusi gli stessi gondolieri. Questa parte dell'evento si è svolta presso l'Hotel Excelsior, che ha trovato un ruolo di rilievo nella kermesse generale del cinema del festival. Scade alle ore 12 del 15 settembre il bando per 7 borse di studio Tina Anselmi indetto dalla CISL Venezia, a cui possono partecipare solamente donne laureate in discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, informatica e matematica, che siano residenti o domiciliate nella provincia di Venezia. Il valore di ciascuna borsa di studio è di 1.500 euro e saranno assegnate da apposite giurie con l'obiettivo di formare persone preparate e specializzate, indirizzate verso lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti, cercando soluzioni per importanti tematiche. Condizioni per partecipare: aver conseguito la laurea triennale o magistrale fra il 1 gennaio del 2022 e il 31 luglio 2023 in qualsiasi ateneo italiano o straniero, e non ci sono limiti di età, ma la tesi portata deve aver sviluppato temi riguardanti innovazione e tecnologia. 4 borse di studio saranno messe a disposizione da CISL Venezia, mentre altre 3 saranno finanziate da Gasparini SPA, San Benedetto Scorzè SPA e Umana SPA. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 8 settembre, è la Cutulakis in Rivavena a Chioggia, vi invito a seguire il sito di Chioggia Azzurra www.chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Quest'anno alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.